destination unknown, known, 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 known. Ciao a tutti piaderoli, eccoci di nuovo all'interno di Worms Reloaded e adesso andiamo a fare una bella partitina, visto che adesso le metto tutte quelle che faccio, o all'incirca tutte quelle che riesco a registrare, sia che perdo sia che vinco. Andiamo allora subito nel multiplayer, partita in rete, mostra partita del giocatore, vediamo se ce n'è una con 4 giocatori. Proviamo da qua, selezioniamo le stelle decadenti, partecipa alla partita. Questa sessione non è più disponibile, va bene. Mostra partita del giocatore, proviamo qua. Ok, ottimo. Ah, ma siamo proprio a squadra 2 contro 2. Ah, boh, bello, non l'avevo mai fatto. Ok, andiamo, dai. Non l'avevo mai fatto 2 contro 2, vedo gli stessi colori di vermini. Wow, stranissimo. Cioè, qui ci bombardiamo a busso. Cioè, bombe su bombe. Poi c'è il personaggino lì di Team Fortress 2. Stanno laggando tutti. È pronto? Oh. Che bustina del cacchio? Ma quelli lì in mezzo come fanno? Boh. Sì, basta che cominciamo però a sbrigarci. A lei. Давай, давай! Vabbè. Скучно! Vediamo adesso se tocca al mio alleato a me. Yes, sir! Solo che non dovrei avere ancora attacchi a distanza, vero? Non ho neanche rampini. Jackpot, non ho un cazzo. Cioè, come faccio qua io? Solo che adesso non so usare questi qui. Come on, then! Non le so praticamente usare io le travi. Urco boia. Ah, proprio ci si deve sbombardare così quindi in questo game. Questo è bravo. Si è perso un vermino io, buono. Però io faccio fatica a giocare senza rampini, senza cose del genere. E poi anche le armi a loro. Vabbè, russo, che voce gli ha dato? Fai qualcosa di stronzo, beccagli quell'oggettino lì. Urca! Давай, давай! Bastardo! No, doveva farlo andare giù. Vabbè. Ok. Spero che dopo mi dia un vermino un pochettino più decente. Bastardo. Però è sopravvissuto.
Spero che pian piano va a finire l'acqua. Kiwi! Come in, Big Bird. Allora. Allora, vediamo un pochettino se c'è qualcosa di bello da poter utilizzare. C'è un cazzo praticamente. Buono! E uno è andato giù. Volevo fare un'altra cosa, ma lo stesso. L'importante è arrivare al risultato. Vabbè, non è stato male come colpo, ma non si è ammazzato nessuno. Adesso tocca al mio alleato. Molto bellino sto game, molto particolare. Guarda, sono contento. Ma perché gli dà tutte loro le casse? Tira una bella bombetta lì. E qui tocca giocare molto di fino perché non hai un cacchio per... No, mira la cassa, non mirare lui lì. Ecco. A 8 punti vita è rimasto il vermino, bene. Ecco. Dai, bombone anche lui, qui in mezzo, e questo sarà bravo, lo metterà proprio perfetto. Oddio. Fortuna che non ha fatto casini, cos'era un bombardamento proprio. Скучно. Come in, Big Bird. Ok. Allora, facciamo un bel bombardamento anche noi. Voglio metterla proprio lì nel set. Bello lì. Perché non è scoppiata? Cioè, scusa, era partita e non è scoppiata. Ma dai, ma che bidonata. Che cazzata. Questo non l'ho capito sinceramente, Piederoli, Cosa vuoi fare? Ma sta buono. C'è la coppa. Ma è stupido. Dai, vicino a un vermino nostro. Super, sì. Dai, speriamo che abbia dato un bel oggettino. Cosa sta facendo? Ma è stupido. Questo casino. Ma guarda che bordello. Ma cos'è sta roba? Cioè, in buoni soldati sono rimasto solo io. Che casino è venuto fuori? Sono già...
Dio buono, ha fatto un bordello. È rimasto solo il mio vermino qua. Preso. Preso. Adesso me la devo vedere contro due. Perseguirei. Il mio dov'è? Ah, sì, lì che cazzo faccio io? Ma era il mio alleato? Che bombone che ha tirato? Non ho mai visto quel meteorito. Ну давай, давай. Огонь. Bravo. Allora, vediamo poi cosa posso fare invece. Come in, Big Bird. Ancora quanti turni ci vuole per questo? Socio? Perché non ho niente per muovermi, allora andiamo con la fiamma sidrica. Così almeno mi comincio a avvicinare un pochettino. Perché lì sono un po' a rischio, quindi bisogna che mi metta un po'... Cioè noi che eravamo gli ultimi praticamente, io e l'alleato, cioè il bagaglio russo là, siamo passati i primi. Preso. Preso. Dai, prego. Preso. Cosa vuoi fare? Yes, sir. Arrivo davanti di fiamma sidrica, vediamo. Guarda che bello, sto facendo le gallerie. Un tunnel tipo un'autostrada. Yes, sir. Preso. 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 Dove vuoi andare? Oddio. Preso. Preso. E che adesso lui sta in 2 contro 1. Perché devi andare a buttare via bombe? Ну Vabbè, давай, quelle давай. sono infinite. Dai, sbaglia il colpo. Dove andare? Uh-oh. Ma sei stupido? Kiwi. Buono. Come in, Big Bird. Buono, allora adesso facciamo così. Ah, mi colpisco da solo? Oh no. Cazzo ridi. Ah, mi colpisco anche da solo, non sapevo mica questo. Vabbè, tanto il mio intento era di aprirmi il buco. Pricas. Ci sono un po' di fasi di studio. No, bastardo, c'era già lui. Preso. Cos'è? Ну давай, давай. Non capisco cosa sia. Ah, è venuto qui a rompere i coglioni. Торопись. Смотри сюда. Bastardo. Try someone else. Non mi ha voluto far prendere il coso. Come in, Big Bird. Che armi ho io? Da buttarlo giù subito. Oh, cominciamo a avere qualche armetta. Vediamo di andare subito a sprecare. Anche se qui dopo è pericoloso. Però vabbè, bisogna che provo a fare qualcosa.
E pareggiamo i numeri. Adesso siamo io contro di quello là che è a 100 di vita, a bomboni. Adesso questo comincerà a tirare bombe a raffiche. Forse questo me la evito. Grazie. Mi ha liberato il passaggio. Yes, sir. E qui io c'ho poco da... Proviamo l'ultimo di questi. Vediamo di fare qualcosa di caruccio. Qualcosa di caruccio, un cazzo, troppo corto. Buffa! Io non sono molto abituato con le armi a distanza, porca boia. Quindi bisogna che adesso quando c'è vento favorevole faccia qualcosa di molto. Cioè vado... ne ha due lui? Ma dai. Io ne avevo uno, come fa lui ad averne due? Affanculo. Vabbè, Pederoli. È andata. Quindi niente, adesso io l'ho giocata un po' male dal punto di vista delle bombe, da distanza, non sono abituato ad usarle, io gioco molto con i rampini e i jackpot, per cui comunque è stata una bella partita, secondo me molto innovativa, a squadre così, ha vinto per un vermino, quindi non è che è andata proprio così male. Poi il colpo di scena dei meteoriti, quella non l'ho mai vista come arma, quindi sono rimasto folgorato come quanto voi immagino, per cui niente, votate e commentate e alla prossima. Ciao a tutti Piederoli.